Nino Cuffaro, segretario cittadino del PD, un incontro con i vertici del comune, il sindaco Miccichè e il vice sindaco Trupia, per porre dei quesiti in merito alla situazione della pulizia ad Agrigento. Ecco, quali sono stati gli esiti e come siete rimasti, insomma, per il proseguo della discussione? È stato un incontro sicuramente utile, abbiamo presentato al sindaco una nostra indagine sul capitolato, sulle cose che non vanno, i servizi che non sono resi, le attrezzature che non sono in molti casi all'altezza di quanto è previsto, diciamo, dal contratto di appalto. Abbiamo fatto anche 10 domande per fare chiarezza, per capire a che livello è effettivamente la raccolta differenziata, qual è l'introito che il comune ha delle materie seconde che vengono vendute, quali sono i servizi, se ci sono controlli, che tipo di controlli, se sono state fatte delle multe, che tipo di multe, insomma capire bene se il comune ha le redini di questa situazione oppure se, come dire, tutto è lasciato alla disponibilità delle aziende che fanno quello che ritengono opportuno, però lasciando la città purtroppo estremamente sporca. Trupia si è impegnato a risponderci, stiamo aspettando la sua risposta. Noi comunque insistiamo, le nostre 10 domande sono state presentate, abbiamo distribuito anche questo volantino, raccolto più di 200 firme che abbiamo consegnato sia al sindaco che a Trupia, stiamo aspettando, in attesa di una risposta ovviamente ritorneremo di nuovo alla carica per chiedere informazioni e spiegazioni. Ci sarà un coinvolgimento anche di forze parlamentari? Sì, ci sono già stati i nostri parlamentari che hanno dato la disponibilità, per cui l'eventuale prossimo incontro, per ribadire ancora una volta che si faccia chiarezza, vedranno la presenza sia di Giovanna Iacono, parlamentare nazionale, che di Michele Catanzaro, che è il parlamentare regionale, peraltro capogruppo all'Ars del Partito Democratico. Si ritorna a parlare di rigassificatore a Porto Empedocle, Schifani avrebbe aperto le autorizzazioni, il punto di vista del PD, in particolare del segretario cittadino, considerando che Porto Empedocle e Agrigento, insomma. Io penso che sia una struttura soprattutto inutile e pericolosa. Inutile perché comunque prima della fine della costruzione, se mai comincerà, di quest'opera, probabilmente per gli impegni che noi abbiamo assunto a livello internazionale sulla decarbonizzazione, sarà un impianto che sarà pochissimo utilizzato o non utilizzato. Pericolosa perché si tratta di impianti particolari che in caso di incidenti possono creare, diciamo, conseguenze disastrose per la popolazione. Non è un caso che i rigassificatori che esistono in Italia sono costruiti su piattaforme galleggianti che all'occorrenza possono essere allontanate dalla costa. Immaginate che nel caso di incidente e di scoppio di questo rigassificatore la potenza distruttiva che verrebbe liberata è pari a 10 volte quella di una bomba atomica. Quindi qualcosa che è assolutamente, come dire, è distruttivo in una maniera inimmaginabile per noi. Poi naturalmente il rigassificatore, secondo me, va in un'ottica di sviluppo che è esattamente contraria a quella verso cui dovrebbe andare la nostra provincia, che è la valorizzazione dei beni culturali, e questo rigassificatore verrebbe costruito proprio ai confini del parco archeologico della Valle dei Templi, del parco pirandelliano, della Colimbetra, quindi una struttura assolutamente, diciamo, da non fare. Spero che non si faccia mai.